Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Pochissimi minuti fa la seconda fumata nera del conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco. C'era e c'è ancora molta attesa per, vediamo, ecco il comignolo più famoso del mondo, la seconda fumata nera, che limita un po' le speranze dell'elezione del segretario di Stato Pietro Parolin, perché se fosse stata fumata bianca in questo momento, pochi minuti fa, allora probabilmente sarebbe stato, con tutta probabilità, sarebbe stato Parolin a succedere a Papa Bergoglio. Così non è. Ci sarà una seconda fumata bianca, una seconda fumata questa sera, speriamo comunque bianca, e ovviamente probabilmente saremo in diretta con Focus. Ci saranno 4 votazioni oggi e quindi vedremo di capire che cosa sta accadendo nella cappella Paolina. Ovviamente in trepida attesa tutto il paese di Schiavoni, il paese natio di Papa di Monsignor Pietro Parolin. Andiamo in diretta da Monica Smiderle. A te, Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo a Schiavon, proprio di fronte alla casa dove è nato il cardinale Pietro Parolin il 17 gennaio del 1955. In questa casa è cresciuto anche dal punto di vista religioso e spirituale. Naturalmente c'è un po' di delusione in paese dopo questa seconda fumata nera, ma la speranza è sempre tanta. Qui tutti tifano per Don Piero, così viene chiamato nel suo paese natale il cardinale Pietro Parolin. 2600 anime tra il Bassanese e il Vicentino. Questo paese si stringe al suo cardinale, a Don Piero. Ci dicono che qualche pullman sarebbe già partito alla volta della capitale in attesa di vedere, nella speranza di vedere il cardinale Pietro Parolin affacciarsi al balcone centrale della Basilica di San Pietro per essere presentato come nuovo pontefice, come successore di Papa Francesco. Ricordiamo che proprio Papa Bergoglio l'aveva voluto come suo segretario di Stato nel 2013, gli vengono riconosciute grandi capacità dal punto di vista della mediazione, ha fatto un grande lavoro anche con la Cina, ma in questo paese ci raccontano di una persona molto umile, molto disponibile, che torna puntualmente, o almeno tornava puntualmente ogni anno per trovare anche i familiari, la mamma che è scomparsa l'anno scorso. Qui c'è un paese davvero in sospensione in queste ore. Ripeto, questa seconda fumata nera naturalmente insomma in qualche modo rende forse più difficile il percorso del cardinale Pietro Parolin verso l'elezione a Papa, ma quello di oggi, se vogliamo, è ancora il giorno dei favoriti e lui sicuramente è il più favorito, il più papabile tra i cardinali. Va detto anche che c'è quel detto per cui se uno entra in conclave, in Cappella Sistina da Papa, ne esce poi da cardinale, ma insomma qui sono anche scaramantici e quindi continuano a sperare. Se ho ancora qualche minuto, direttore, io proverei ad entrare anche in questo negozio, perché ci sono tanti amici qui in paese che ci raccontano aneddoti particolari del loro rapporto con Don Piero. Sono tutti incollati alla televisione. Buongiorno, siamo in diretta col telegiornale. Allora, insomma, questa seconda fumata nera. Nera di nuovo, peccato, non mi ha visto a me. Lei conosce Don Piero, il cardinale Parolin? Me l'ha chiesto prima in piazza. Lo conosce? Sì, lo conosco da sempre. Abitava dentro là. Che persona è? Ma già la seconda volta. Insomma, proviamo ad entrare, direttore, per raccontare ancora di questa attesa. La ringrazio, questa attesa per la fumata bianca. Buongiorno, disturbo per raccontare del cardinale Pietro Parolin, che ha vissuto proprio di fronte al suo negozio.
Sì, è vero, ha vissuto proprio qua di fronte al mio negozio, di notizia comune, dunque. C'è una delusione per questa fumata nera, ve l'aspettavate bianca? No, aspettiamo la prossima. Quindi tutto il paese è incollato davanti alla televisione? Come tutto il mondo, penso. Ecco, direttore, noi continueremo naturalmente a raccontarvi l'attesa di questo paese. Se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smidele. Ovviamente, come diceva la nostra collega, le quotazioni si sono abbassate, ma è sempre uno dei più papabili. Si sta parlando anche dell'arcivescovo di Manila, che sarebbe anche lui tra i favoriti, ma ci sono anche altri cardinali che potrebbero salire sul soglio pontificio. E intanto vediamo la reazione dei fedeli ieri sera in piazza San Pietro alla prima fumata nera. Erano tutti con il naso all'insù, erano in 30.000 in piazza per vedere se sarebbe stato eletto il pontefice. Invece c'è stato un boato nel momento in cui c'è stata la fumata nera, un boato di delusione, e poi ovviamente molti sono tornati questa mattina. Ancora migliaia di persone sono lì in piazza San Pietro che aspettano l'esito delle votazioni del conclave. Ma adesso andiamo alla Basilica del Santo a Padova, perché anche lì molti sono in preghiera, e c'è per noi Chiara Gaiani. A te Chiara Gaiani con Andrea Benetti. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, molte persone stanno entrando alla Basilica del Santo con una preghiera rivolta a San Pietro, al conclave, dove si sta scegliendo il successore di Pietro e anche il nuovo pontefice. Ecco, c'è un legame speciale tra la Basilica del Santo. Tra l'altro le campane, una volta che sarà eletto il nuovo Papa, sono pronte a suonare a festa. Ti dicevo, un legame speciale perché la Basilica del Santo è Basilica Pontificia ed il delegato pontificio della Basilica di Sant'Antonio, Monsignor Diego Giovanni Ravelli, è proprio quello che ieri pomeriggio abbiamo visto tutti decretare l'extra omnes, perché è proprio il cerimoniere del Vaticano. Questo legame speciale, ti dicevo, tantissimi fedeli li abbiamo visti anche questa mattina, tanti hanno proprio seguito anche la Santa Messa pregando per i cardinali riuniti in conclave e per il nuovo pontefice. Con il collega Andrea Benetti abbiamo raccolto poco fa le voci di questi fedeli, allora vi lasciamo alle voci che abbiamo raccolto. Alcuni parlano di paroline, tanti dicono il Papa non sarà italiano. Sentiamole insieme e poi la linea da Padova può tornare a voi. Avete detto una preghiera per il nuovo pontefice? Sì, sicuramente. Lei pensa che possa già esserci qualcuno che le piacerebbe di più? Guardi, no, io prego solo, lascio che faccia lo Spirito Santo. Pensa che ci sia qualcuno in pole position? Si parla del Veneto Parolin. No, non penso a questo. Penso che sia, appunto, come diceva mia moglie, lo Spirito Santo al lavoro. Sì. Siete stati davanti alla televisione ieri sera, quelle 2 ore lunghissime? Un pochino sì. Pensava che ce l'avesse? No, pensavo di no, ma era così vivere insieme questa esperienza, anche se lontani. Pensa che il Papa sarà italiano? Ah, che sarà italiano? È da tanto tempo che non c'è, spero, sì. Lei in chi pensa, insomma? No. Tifa per qualcuno? No, non lo dico, non dico niente perché non si può mai sapere. Ha detto una preghiera per il nuovo Papa, per i cardinali che lo stanno scegliendo? Ho partecipato alla messa ed era, come dire, faceva parte anche della liturgia della messa. Grazie. Sarà un Papa e avrà tutto il mio rispetto e l'amore per ogni Papa. Sì, l'abbiamo passato anche stamattina. Una bella preghiera. Sì. Serve proprio che lo Spirito Santo sia forte. Speriamo. Ce lo auguriamo. Ha qualche preferenza? C'è qualcuno che le piace di più? Ma secondo me il Papa sarà un Papa sicuramente non italiano. Penso che sia
o dell'est, che è probabile, però non italiano. Le piace il Cardinal Parolin? Io non è che ho visto molto, perciò non è che... Sì, anche c'è un altro, però non mi ricordo come si chiama. Il filippino, Tagle? Il filippino. Mi piace come volto? Come volto, come sì. Lui, e poi non lo so, però dicono tutti, molti si riferiscono più a Parolini o a Pizzaballa, ma più Parolini che Pizzaballa come italiano, però il filippino mi piace, ha un viso simpatico, ha un viso, però vabbè, aspettiamo. Allora avete visto, grazie a Chiara Gagliani e Andrea Benetti per il collegamento da Padova, avete visto insomma, i commenti, le speranze dei fedeli davanti alla Basilica del Santo. Si abbassano le quotazioni di Pietro Parolin con la seconda fumata nera, così almeno dicono i bookmakers, ma Parolin rimane comunque un segretario di Stato, lo è stato fino all'inizio del conclave, un uomo vicinissimo a Papa Francesco, e siccome la maggioranza dei cardinali è espressione di Papa Bergoglio, si pensa che abbia comunque ancora oggi delle ottime chance di diventare Papa. Poi ovviamente anche in Vaticano, anche tra i cardinali ci sono diverse correnti, e quindi non è detta l'ultima parola, ci ha abituato la Chiesa su questo versante a molte sorprese. Vediamo comunque una scheda sul cardinale di Schiavone. Hanno tutti esperienze internazionali alle spalle i 4 cardinali veneti che partecipano al conclave. Il veronese Claudio Gugerotti, 70 anni, è stato in servizio diplomatico in Georgia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia e Ucraina ed è prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. Scaligero è anche Mario Zenari, 79 anni, nunzio apostolico in Siria e già inviato in Africa e presso organismi internazionali. In Cile è stato il bassanese Fabio Baggio, scalabriniano di 60 anni, tra gli ultimi porporati scelti da Papa Francesco. È sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, dove si occupa di migranti e rifugiati e dei progetti speciali. Il curriculum diplomatico più consistente ce l'ha il cardinale Pietro Parolin, fino al 21 aprile segretario di Stato. Nato a Schiavon nel 1955, è entrato a 14 anni nel seminario di Vicenza. Il padre Luigi, deceduto quando lui aveva 10 anni, gestiva un negozio di ferramenta e vendeva macchine agricole. La madre Ada Miotti, scomparsa lo scorso agosto, era maestra elementare. Dopo gli studi alla Pontificia Università Gregoriana ha svolto servizio diplomatico per la Santa Sede dal 1 luglio 1986, in particolare nelle rappresentanze pontificie di Nigeria e Messico e in segreteria di Stato nella sezione per i rapporti con gli Stati, di cui è diventato sottosegretario nel 2002. A metà degli anni 90 si è adoperato anche nella missione ecclesiastica seguita alla guerra civile del Ruanda. Esperto di area mediorientale del continente asiatico, Parolin ha lavorato per tessere le relazioni tra Santa Sede e Vietnam e per rilanciare il dialogo tra israeliani e palestinesi. Dal 2009 per 4 anni è stato nunzio apostolico in Venezuela, dove si è impegnato per la giustizia sociale e la lotta alla povertà e alla delinquenza. Il 31 agosto 2013 Papa Francesco lo ha nominato suo segretario di Stato, fissando l'inizio effettivo del suo servizio al successivo 15 ottobre. In quei giorni però Parolin era ricoverato a Padova per un intervento chirurgico. Ha preso servizio solo nel novembre successivo, diventando per tutto il pontificato di Francesco suo primo collaboratore. È responsabile delle relazioni con gli ambasciatori di tutto il mondo. È stato scelto per far parte del Consiglio dei Cardinali che in questi anni hanno coadiuvato il pontefice nel governo della Chiesa. E il servizio di Mirko Cavallin, oggi in regia ci sono Francesca Pezzo e Mattia Pizzaia. Ieri sera ne abbiamo parlato a Focus, tra l'altro Focus ha iniziato un minuto dopo la prima fumata nera e quindi abbiamo subito sentito il commento dei nostri ospiti, sono arrivate centinaia di messaggi. Sentiamo cosa ha detto Simonetta Rubinato. Cina, quella occidentale, ecco, per così dire. Ora si parla anche di possibili candidati di altre veramente parti del mondo. Allora, innanzitutto credo che questa sia la grande ricchezza della Chiesa.
La presenza della Chiesa praticamente in tutti gli angoli del mondo fa sì che ci sia una sapienza nel conoscere la diversità e nel gestirla, ciò di cui secondo me ha estremo bisogno oggi il mondo, il pianeta. Abbiamo problemi di scala globale con leader politici che sembrano non essere in grado di affrontarli, anzi l'ordine che era stato costruito dopo la seconda guerra mondiale è completamente saltato per aria, il sud del mondo, il Medio Oriente ribolle e quindi quello che fino a ieri era, diciamo così, il potere americano, che aveva degli aspetti anche, come dire, un po'... posso dire sì, un po' negativi, diciamo così, nella sua politica di potenza, ma sicuramente garantiva un ordine, non è più in grado di farlo, sembra, nel senso che sta mandando nel disordine perfino una potenza come gli Stati Uniti, sia sul piano economico che non solo, sta saltando anche la fiducia di tantissimi alleati nei confronti della linea politica americana. Dall'altra parte abbiamo le autocrazie che avanzano, Putin, ma anche la Cina, anche potentissima sul piano economico, mentre la Russia è molto debole sul piano economico, anche se è una potenza ancora militare. Adesso esplode il conflitto tra due popoli e due etnie religiose diverse che non sono... Parlavamo ieri sera anche di India e Pakistan, lasciamo per ora il conclave, ne parleremo probabilmente, anzi senz'altro stasera, vedremo se ci sarà un'altra fumata nera o una fumata bianca, potrebbe accadere durante la puntata di Focus delle 21:15, ma potrebbe accadere anche nel tardo pomeriggio, insomma vedremo. La cronaca, una notizia che arriva da Venezia: Alessandro Possati, 41 anni, imprenditore veneziano, ex proprietario dell'Hotel Bauer, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Con lui in manette anche Antonio Cirla, medico radiologo di 71 anni. I due avrebbero tentato di adescare alcune donne con la promessa di lavorare per loro per realizzare un video per una clinica milanese. Alessandro Possati, l'imprenditore veneziano, ha fondato la casa di produzione cinematografica Illumina Film Production e ora è agli arresti domiciliari, così come Cirla. Secondo quanto scoperto dal nucleo radiomobile di Milano, il sistema messo in piedi da Possati e Cirla andava avanti da anni. Fingendo di offrire lavoro, avrebbero adescato 135 donne. Offrivano compensi sotto i 500 euro per realizzare video promozionali per la clinica, ma una volta cadute nella trappola le donne venivano costrette a spogliarsi in un falso studio ginecologico. Le visite, stando alle indagini, degeneravano in veri e propri abusi sessuali, davvero una vicenda incredibile. Poi tutto veniva diffuso online. L'omicidio di Castelfranco, per restare sulla cronaca nera e sulla violenza, in carcere l'interrogatorio di garanzia dei due giovani italo-marocchini arrestati per la morte del ventenne di Trebaseleghe, Lorenzo Cristea. Badr Rouagi e Ta Bennani sono rimasti in silenzio, per loro confermato il carcere, ci mancherebbe altro, è stato trovato intanto in un fosso vicino al luogo dell'omicidio il secondo coltello utilizzato dai marocchini. Sentiamo. È durato pochi minuti l'interrogatorio davanti al giudice Marco Biagetti, al pubblico ministero Giulio Caprarola che coordina l'inchiesta sul delitto. I due giovani sono accusati di omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, lesioni volontarie rissa aggravata e porto di armi, nella fattispecie un coltello. Badr Rouagi, 19 anni, e Ta Bennani, 21, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La complessità della situazione non ci consente di capire effettivamente come si siano svolti i fatti, visto appunto che vi sono parecchi soggetti e che si tratta di una situazione appunto non chiara ancora nella dinamica. Bennani, spiegano gli avvocati, è provato. Noi siamo fiduciosi circa la possibilità di dare una lettura adeguata alla vicenda così complicata, anche per quello che è successo prima rispetto all'accadimento di poi, perché è evidente che sono molto significativi
da un punto di vista difensivo eventuali episodi di provocazione. I 2 ragazzi restano in carcere, mentre i carabinieri continuano le indagini per chiarire i contorni di questa tragedia. Intanto all'interno di un fosso in via Pagnana, poco distante dal parcheggio, dove sono stati fermati 2 soggetti arrestati, è stata trovata la seconda arma bianca. Si tratta di un coltello da cucina con una lama lunga 10 cm. L'oggetto, nascosto dalla vegetazione, è stato individuato grazie all'utilizzo di un metal detector. È stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti tecnici presso il RIS di Parma nei prossimi giorni. Mentre in queste ore vengono passati a setaccio i social alla ricerca di eventuali altri video. Non solo, ma si sta cercando di capire come i 2 arrestati, che non hanno la patente, abbiano raggiunto la discoteca Playa Beach Club di Castelfranco Veneto. È chiaro che è un po' inverosimile che siano arrivati a piedi in quel luogo, ma non è escluso, quindi non possiamo escluderlo a priori. Al momento non abbiamo trovato mezzi di locomozione che potessero giustificare o potessero, come dire, fare in modo di farci capire che loro sono arrivati con quel mezzo lì. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio, 3 fendenti inferti a Lorenzo Cristea, addirittura 6, di cui uno potenzialmente mortale, ad Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco, rimasto per 2 giorni in pericolo di vita e che è stato trasferito in queste ore nel reparto di chirurgia all'ospedale di Castelfranco. Fondamentale è il video in mano alla procura consegnato da un automobilista di passaggio. Immagini che cristallizzano quei momenti tragici. Tutto quello che da un punto di vista investigativo e poi chiaramente probatorio può essere utile, noi siamo qui per accoglierlo, quindi chiunque dovesse avere video, foto, qualcosa che ci dia la possibilità di fare ancora più luce su questo fatto è pregato appunto di consegnarceli. Il servizio di Daniela Sizzia è a Montebelluna, nelle abitazioni dei 2 arrestati, poche parole, le famiglie si sono chiuse nel silenzio e il dirigente scolastico di uno dei 2 ragazzi di seconda generazione parla del giovane e del fatto che quella sera in discoteca c'erano anche alcuni compagni di classe. Sentiamo. Badr Rouaji, 19 anni, frequenta l'Istituto Einaudi Scarpa a Montebelluna. Il dirigente lo descrive come un giovane problematico, soprattutto quest'anno. Quella sera in discoteca erano presenti anche alcuni compagni di classe di Badr. Quest'anno ha cominciato a non frequentare più con una certa regolarità, nell'ultimo mese entrava sempre con ritardo, insomma, dal registro elettronico si vedono appunto questi episodi e aveva 7 note disciplinari che riguardavano soprattutto un aspetto di insofferenza verso la disciplina, verso le insegnanti donne in questo caso. Però insomma, ieri abbiamo fatto anche il consiglio di classe che era previsto della sua classe e i docenti sono chiaramente molto colpiti da quello che è successo, anche perché non pensavano che si potesse arrivare a tanto. Anzi, sono andati a fondo della questione, hanno cercato di capire anche la dinamica di quello che era successo, visto che qualche ragazzo della stessa classe era presente quella sera alla discoteca e quindi insomma un po' i racconti sono girati. Forse i compagni presenti in discoteca potranno chiarire, se possibile, cosa abbia scatenato tanta rabbia da portare Badr e Bennani ad aspettare fuori le vittime. Il 19enne è descritto come un ragazzo che fin da giovanissimo aveva più di qualche difficoltà. Badr era anche compagno di classe mia figlia alle medie, per cui in qualche modo insomma, abbiamo avuto modo di conoscerlo, di capire chi è. Diciamo che era un ragazzino già alle medie, come diceva mia figlia, arrabbiato. Diciamo che faceva parte di quel gruppo di ragazzini di seconda generazione, stranieri di seconda generazione, che si trovava a dover in qualche modo lottare per integrarsi all'interno della classe. Nella classe ora la disperazione dei ragazzi. Nell'abitazione di Badr Rouaji nessuna voglia di parlare. Al citofono risponde un cugino del giovane. Poche parole. I genitori non ci sono, dice. Ora hanno altro da pensare. I genitori stanno più male dei genitori che hanno avuto il morto. Quindi in questo caso non mi sembra caso specialmente in questo momento che è abbastanza delicato. Poco distante alla casa dell'altro giovane arrestato con la medesima accusa, quella di Taha Bennani, 21 anni. I vicini parlano del ragazzo, increduli di fronte a tanta violenza. Tu quando lo vedevi un ragazzo tranquillo? Un ragazzo tranquillo? Sì. E avete sentito invece? Lavora anche con suo fratello, quando lo conosco, sempre lavorato. Ogni tanto vi parlavate?
vanno, salutiamo, basta che lontano. E di quanto è accaduto vi ha sconvolto un po' la cosa? Ho sentito oggi, proprio oggi, dalla sua cosa, quello che è successo. Cioè, mi sembrava strano, un bravo ragazzo. Non avreste mai detto, insomma? No. Ragazzi incensurati che mai avevano dato problemi fino a quel drammatico giorno quando sono arrivati in discoteca armati di coltello, poi un litigio all'interno del locale e la resa dei conti fuori nel parcheggio. E Nicola Marcato ha intervistato in esclusiva il titolare della discoteca Playa Beach Club dove è avvenuta la lite per un tavolino conteso che poi ha portato alla rissa sanguinosa. Sentiamo. Per noi era impossibile proprio intervenire. Fortunatamente siamo stati avvisati da un passante, che è quello che ha dato anche i filmati ai carabinieri, che ci ha chiamato dicendoci si stanno azzuffando, i nostri ragazzi sono partiti in 3 su una macchina, 3/4, e sono partiti, sono andati su a 800 metri a cercare di sistemare questo, perché nessuno mai pensava di trovare quello che si è trovato davanti, penso, i miei ragazzi. Quando sono arrivati sul posto i bodyguard, i ragazzi aggrediti erano saliti sulle auto per portarsi in ospedale, dove poi è morto Lorenzo Cristea, 20 anni, di Trebaseleghe. Tutto è iniziato all'interno del locale dove, spiega il titolare, c'era stata una discussione. Non sono neanche arrivati ad zuffa, si sono solo a parole e penso che non eravamo pronti nessuno a niente, perché non c'era nessun presagio. Sono stati portati fuori, allontanati, sì, andiamo via, andiamo a Jesolo, andiamo a fare un giro a Jesolo e sono andati via. Basta, e dopo ci siamo trovati con questa situazione sul più tardi. Ma i ragazzi, Badr e Bennani, non si sono allontanati di molto, sono rimasti lì ad attendere l'uscita dell'altro gruppo. Dopo la tragedia, i due sono fuggiti, inseguiti dai bodyguard. Mi dicono che si erano nascosti in mezzo dei cerchi in Baita al Lago, dentro la Baita al Lago, ecco, si erano nascosti dentro un parcheggio interno della Baita al Lago. I nostri ragazzi sono andati torno fino a che li hanno trovati. Sulla questione del coltello il titolare precisa che tutti i giovani vengono controllati all'entrata. Usiamo un metal detector all'ingresso, facciamo spogliare tutti quanti, tirare fuori dalle tasche quello che hanno, partono dai piedi, vanno fino a sopra con il metal detector e le ragazze facciamo aprire le borse e controllarle. Rimane da capire dove i due arrestati abbiano preso i coltelli o dove li avessero custoditi fino al momento della tragedia. Simeoni ha annunciato che sabato presso l'Arias, locale che si trova sempre a Castelfranco, organizzerà una serata evento dedicata proprio al tema della sicurezza. Fare una serata dalle 9:30 alla mezzanotte, una serata di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Playa Loca rimarrà chiusa finché non è fatto il funerale, ecco, del ragazzo. E psicologi, sociologi, psichiatri stanno cercando di capire cosa c'è dietro a questa ondata di violenza minorile. Ci sono i risultati anche di una ricerca importante dalla quale si è stabilito che almeno metà dei ragazzi nel nostro paese è coinvolta in risse. Ma sentiamo in diretta Marta Marangon con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo nell'istituto Luzzati Riccati di Treviso, nel quale quest'oggi è stata presentata un'indagine realizzata dall'Osservatorio Provinciale sulle dipendenze relativamente agli adolescenti. Sono stati intervistati oltre 3.600 ragazzi delle scuole della provincia di Treviso e il quadro che emerge da questa indagine, che è stata coordinata dall'ULS 2 della Marca Trevigiana, è sicuramente allarmante. Qui con me il direttore dell'ufficio scolastico regionale, dottor Marco Bussetti, per commentare questi dati. Abbiamo sentito appunto dei dati relativi alle risse, il 50% dei ragazzi è risultato coinvolto in episodi di questo tipo, episodi relativi alla dipendenza, al cyberbullismo. È un quadro quindi sicuramente
di apprensione. Che cosa possono fare le scuole? Ed è questo il tema del quale si sta discutendo quest'oggi, visto che all'incontro sono stati invitati tutti i dirigenti degli istituti scolastici della provincia. Sì, effettivamente la situazione è abbastanza preoccupante, ma finalmente disegnata e soprattutto ben delineata. Io penso che in questo momento le scuole possono veramente svolgere un ruolo fondamentale se non lasciate sole. Se non lasciate sole, perché la scuola è solo una parte della vita dei nostri ragazzi, che avviene anche al di fuori degli istituti. Ecco perché la presenza oggi delle forze dell'ordine, del questore, di tante istituzioni che hanno voluto dimostrare non solo la loro partecipazione e attenzione verso il problema, ma disponibilità ad affrontare insieme, quindi far sistema e sinergia per lavorare in comune attorno a questo problema, è un evento secondo me unico che potrà sicuramente aiutare questi ragazzi e le loro famiglie, ma che dice che Treviso è un capofila pronto a partire per un'impresa che spero con i prossimi dati risulterà vincente. Ecco, Treviso capofila quindi a livello nazionale con questo lavoro volto a fornire innanzitutto una fotografia della situazione, dalla quale partire poi con tutta una serie di azioni volte soprattutto alla prevenzione, quindi ad intercettare il disagio dei ragazzi e a prevenire situazioni come purtroppo quelle delle quali abbiamo parlato nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Certo, questo è il nostro obiettivo, l'obiettivo è proprio quello di non far finta di nulla, ma anzi renderci conto del problema e andare e capirlo e confrontarci con tutte le persone che sono, come dicevo prima, coinvolte sul tema e sull'argomento, e soprattutto non giudicare i ragazzi, questo è importante, ma andare loro incontro, voler loro bene, comprenderli in questo momento di grande difficoltà e di cambiamenti epocali della nostra storia. Ecco, si parlava di quello che può fare la scuola, naturalmente fondamentale è anche il coinvolgimento delle famiglie, l'ha sottolineato il questore di Treviso, la dottoressa Alessandra Simone, che ha proprio cercato di lanciare, come dire, l'appello a creare una rete tra scuola, tra famiglie, tra forze dell'ordine. Non a caso la prossima settimana si svolgerà un incontro che coinvolgerà tutte le scuole della provincia proprio per sensibilizzare su questo tema. Da questo punto di vista noi abbiamo già avviato, ma questo era già partito mesi fa, una nuova organizzazione creando le reti d'ambito che saranno presenti in tutte le province del Veneto, che raccoglieranno intorno a una scuola capofila una cerchia ristretta di scuole in maniera tale da rendere ancora più capillare e coinvolgente qualsiasi tipo di iniziativa a favore dei nostri giovani. Grazie dottor Bussetti, direttore da Treviso. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Marta Marangoni e a Nicoletta Rizzetto. Adesso vediamo un titolo, uno dei tanti titoli che sono usciti sulla fumata, la seconda fumata nera. Il cardinale Re ha detto poco fa: auspico già stasera quella bianca, quindi chissà che nei nostri telegiornali o al più tardi a Focus non si riesca così a tornare sulla notizia, ad annunciare finalmente e a vedere, soprattutto affacciarsi al balcone di San Pietro, il nuovo pontefice. E andiamo da Lorenzo Maier a Venezia, davanti alla Salute, se non ho visto male, perché pochi sanno che Venezia ospitò sull'isola di San Giorgio un conclave. Andiamo a te Lorenzo. C'è un problema con l'audio? Guardare, allora non lo so. Vai Lorenzo, sei in diretta, dategli il via. Sandro Ponchio, l'operatore, vai Lorenzo. C'è un problema con l'audio? Vabbè, niente. Problema col microfono, adesso ci riproviamo a ricollegarci con Venezia, avete visto proprio la Salute con il Canal Grande sullo sfondo. Allora, sono quasi pronti? Allora sentiamo. Se non sono pronti sentiamo un cugino del cardinale Pietro Parolin a Schiavon, ma mi dicono che sono pronti. Mi sentite? Ecco, adesso sì, vai Lorenzo, vai. Ok,
Grazie direttore. Sì, buongiorno. Dicevo, siamo all'isola di San Giorgio a Venezia e che come dicevi ha ospitato un conclave storico che durò 3 mesi e mezzo, ma siamo qui non solo per ripercorrere una pagina importante di storia di Venezia e della Chiesa ovviamente mondiale, ma siamo qui perché la presenza dei monaci benedettini è tuttora presente in città, attiva, e quindi siamo con Niente, ancora problemi. Allora vediamo il cugino a Schiavon di Don Piero, così chiamano il cardinale Parolin a Schiavon. Vediamo. Il cardinale Pietro Parolin è nato in questa casa al Civico 43 di Via Roma, in centro a Schiavon, il 17 gennaio del 1955. 70 anni appena compiuti, è stato il capo della diplomazia della Santa Sede durante gli anni di pontificato di Papa Francesco. Ora potrebbe diventare il suo successore, da molti è indicato come il più papabile dei cardinali, anche per i bookmakers è il favorito. Una storia, quella del cardinale Pietro Parolin, che parte da questo piccolo paese dove lui torna appena può, dove ha mantenuto anche la residenza. Schiavon, 2600 anime, tutti tifano per Don Piero. Tutti quanti sono tristi, diremmo, per la mancanza del Santo Padre, ovviamente, e questo è un momento dove non ci si può esimere da questo. E tutti tifano per il nostro Don Piero, come si fa chiamare lui. Nell'ufficio del sindaco c'è la foto di Papa Francesco e di Don Piero. Quando torna a casa preferisce arrivare con la sua macchina o in treno, senza scorta, senza clamori, per essere soltanto Pietro, un comune cittadino di Schiavon, l'amico di tutti, come ci racconta il cugino. È sempre stata una persona molto umile, molto disponibile anche con le persone del paese, nonostante avesse cioè il fatto di dove sia arrivato così, però lui se passa per di qua entra, saluta, anche se diventasse Papa lo chiamerò sempre Piero, quindi no, non ho quel problema con lui sicuramente. Fin da piccolo ha dimostrato capacità superiori alla media e un legame fortissimo con la Chiesa. Lui giocava con noi, giocava pochino, perché noi eravamo tutto calcio e tutte queste cose qua. Lui invece la sua vita era un po' più riservata, studiava tantissimo, ma lui era già 3 gradini, 4, 5 sopra di noi da quel punto di vista. Cioè se noi facevamo la terza media lui poteva fare la quinta superiore. C'era anche un mio zio che era molto religioso, che diceva questo qua sicuramente minimo diventa vescovo, ma quasi pensiamo forse diventerà anche Papa. Cioè lo diceva ancora quando lui aveva 7, 8, 10 anni, così insomma. E a Schiavon sono già pronti a partire per Roma. Vedremo appunto con la seconda fumata nera, insomma calano le quotazioni, ma insomma è pur sempre uno dei più papabili. Torniamo a Venezia davanti alla Salute da Lorenzo Maia, abbiamo avuto problemi con l'audio. A te Lorenzo. Sì, buongiorno ancora direttore, a te i nostri telespettatori. Ci voleva un po' di suspense, vista la fumata nera, ci siamo adeguati, abbiamo avuto qualche piccolo problema anche noi. Comunque siamo qui in compagnia con appunto i monaci benedettini che vivono quest'isola, che portano avanti una pagina di storia e di fede. Ringraziamo per essere con noi all'abate emerito Don Norberto, che ci ha fatto questo dono, e a Don Paolo per ripercorrere un po' questa storia. Allora, la vostra presenza è più che millenaria qui. Sì, risale storicamente al 982, allora quando appunto il Doge concesse l'isola ai benedettini allo scopo di un insediamento monastico benedettino, e in funzione dei, diciamo così, dei bisogni spirituali della Repubblica, ecco, della Serenissima, in quanto i monaci avrebbero proprio dal lato costitutivo
e della concessione si sarebbero impegnati lungo i secoli, ecco, a portare avanti la liturgia, la preghiera, ecco, e l'impegno spirituale in funzione di Venezia. Ecco. Don Norberto, che poi lo ricordiamo quando concelebra con il nostro patriarca, ha il privilegio proprio per i benedettini di indossare la mitra, cioè il cappello, proprio a rafforzare anche questa presenza. Ma cosa successe, Don Paolo, il 1° dicembre 1799? Ecco, il 1° dicembre del 1799 ebbe inizio il conclave proprio qui sull'isola di Venezia. Papa Pio VI era morto nell'agosto del 1799, era morto in Francia in prigione, e i rivoluzionari francesi pensavano che lui sarebbe stato l'ultimo papa. Invece Roma poi era occupata dalle truppe napoleoniche e quindi il collegio cardinalizio decise di tenere il conclave a Venezia, appunto, sotto la protezione dell'Austria, e proprio su quest'isola, che garantiva quindi sia l'ospitalità per i cardinali e sia il dovuto riserbo. Ecco, quindi ebbe inizio il conclave il 1° dicembre e ebbe una durata eccezionalmente lunga, perché durò appunto circa 3 mesi e mezzo, fino al 14 marzo dell'800, quando venne eletto Barnaba Chiaramonti, monaco benedettino cassinese, quindi del nostro stesso ordine, che scelse il nome di Pio VII, appunto per dare il senso della continuità della Chiesa. Quindi è anche un insegnamento anche per questo conclave. Se hanno avuto pazienza nel 1799 con 3 mesi e mezzo, anche qui ci vorrà un po' di pazienza, speriamo un po' meno, non Norberto. Comunque la vostra presenza qui a Venezia appunto è attualissima. Com'è la vostra giornata? La giornata monastica è scandita dai vari momenti di preghiera, esattamente sono 7, così come sono indicati nella regola di San Benedetto, scritta più di 1500 anni fa, e quindi comincia con il mattutino verso le 5:30 del mattino, le 6, e si conclude poi con la compieta alla sera. Dopodiché è d'obbligo il grande silenzio, per cui i monaci si ritirano nelle loro celle e si dedicano allo studio e alla preghiera personale. E questa chiesa invece, padre Norberto, è una bellissima chiesa con tante opere d'arte. Certo, sì, penso che la più bella testimonianza appunto di questo luogo è legato proprio alla natura spirituale di fede ecclesiale di questo luogo, che documenta in un certo senso qual è il cuore e l'anima di Venezia, e questo in una dimensione diciamo spirituale straordinaria, che abbraccia la fede, che abbraccia l'arte, che abbraccia la bellezza del luogo, che come dire, è una piattaforma, è un luogo dove si vive l'emozione della terra e del cielo, no? In una dimensione di laguna, ecco. Don Paolo, avevo questa curiosità da chiederle: voi custodite ancora ricordi di quel conclave? C'è qualche testimonianza? Poi vi porteremo nel TG di questa sera, anche vi faremo vedere le immagini non della Cappella Sistina ma proprio di dove si svolse questo conclave. Ma voi custodite qualcosa nella vostra biblioteca? Certo, intanto Papa Pio VII volle lasciare in dono alla comunità una serie di candelabri grandi e piccoli molto preziosi, che sono stati restaurati recentemente. Poi abbiamo dei documenti dell'epoca, come per esempio il programma completo di tutta la cerimonia di incoronazione del Papa, che ha avuto luogo sempre nella nostra basilica. Grazie mille. Allora, un'ultimissima cosa vi chiederei: come state vivendo questa attesa del nuovo Papa? In preghiera, immaginiamo.
Certo, secondo le indicazioni di Roma abbiamo celebrato una messa proprio per l'elezione del Papa e comunque confidiamo naturalmente nella Divina Provvidenza che saprà fare la scelta giusta. E da parte mia documento questo fatto che siamo nella rete dello Spirito Santo. Ecco, dobbiamo vivere questo momento appunto affidandoci proprio alla rete dello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che costruisce gli eventi della storia di salvezza, che costruisce la spiritualità cristiana attraverso la storia, attraverso le vicende appunto umane. Ecco, e che ci ha portato qui oggi, e quindi ringraziamo molto dell'ospitalità. Direttore, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie molte a Lorenzo Maia, Alessandro Ponchio per la parte tecnica, e passiamo, per modo di dire, dall'acqua santa al diavolo, perché vediamo ancora problemi con la giustizia e anche ancora atti di vandalismo molto gravi. A Cairano San Marco dei giovani hanno devastato l'ex fabbrica del paese. Sentiamo Lucio Zanato. Sì, mi trovo a Cairano di San Marco, all'esterno di una delle fabbriche storiche di questo comprensorio insieme alla Sanremo, ovvero la Mondiale, quella che è stata una grande fabbrica calzaturiera. Perché mi trovo qui? Perché ieri nel tardo pomeriggio c'è stata, si sono introdotti dei vandali all'interno di questa struttura ormai chiusa da anni. A darne notizia la consigliera regionale Silvia Rizzotto, che è di famiglia, appunto questa è un'azienda di proprietà della famiglia Rizzotto, che ne ha dato notizia attraverso i social, e dicendo proprio: perché entrare in una proprietà privata, rompere tutti i vetri, distruggere tutti i sanitari dei bagni, giocare con gli estintori, rompere cavi e contatori e vandalizzare tutto quello che trovate? La noia. Perché? Perché ieri nel pomeriggio c'è stata questa, entrata di vandali molto giovani, a quanto pare, che hanno distrutto tutto all'interno di questa struttura. Una struttura, come diciamo, conosciutissima non solo da parte della gente di Cairano, ma anche di quanti percorrono questa strada, perché è proprio alle porte del paese, prima della chiesa. Una distruzione fine a se stessa, come appunto ha segnalato la consigliera Silvia Rizzotto, una distruzione che adesso ovviamente è diventata una denuncia presso i carabinieri, che provvederanno per individuare i responsabili di questi atti vandalici che appunto fanno pensare. Perché sono determinati probabilmente dalla noia, ma anche da problemi, diciamo così, di natura sociale. E proprio per questo allora sentiamo cosa ci ha mandato la consigliera Silvia Rizzotto da Venezia proprio qualche istante fa, e poi linea allo studio. Ennesimo episodio di vandalismo al quale siamo quasi portati a non farci più caso da quanti ne sentiamo. I giovani, la futura generazione, che saranno gli adulti di domani, che oggi, per passare il tempo fra amici, entrano nella proprietà privata di qualcuno, vanno a vandalizzarla, a distruggere tutto quello che trovano, non hanno rispetto per ciò che non è loro, ma d'altra parte, come vediamo anche dai notizie dei quotidiani, non hanno rispetto neanche per la vita degli altri, girano coi coltelli, non si fanno neanche scrupoli ad ammazzare dei loro coetanei per futili motivi. Questo deve far riflettere, deve far preoccupare molto in che società ci troviamo e che futuro avranno i nostri giovani, perché se questa è l'educazione che hanno, che non hanno, dobbiamo veramente preoccuparci tutti. Dei falsi corsi di formazione finanziati con i fondi del PNRR, 2 aziende dell'Alta Padovana sono state segnalate dalla Guardia di Finanza di Cittadella. Erano stati finanziati con oltre 100.000 euro del PNRR percepiti nel 2022, 2023 e 2024 come crediti di imposta, i corsi che nella realtà 2 aziende dell'Alta Padovana non avevano mai fatto frequentare i propri dipendenti. La scoperta grazie a un'indagine della Guardia di Finanza di Cittadella, che ha analizzato i registri presenze e gli attestati di partecipazione forniti, trovando irregolarità confermate dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti che questi corsi
concorsi non li hanno mai fatti. A una delle 2 aziende operante nel settore della fabbricazione della carta è stata contestata anche l'irregolarità nella percezione di un finanziamento erogato da una società a partecipazione statale per l'importante somma di 385.000 euro. Il finanziamento è stato revocato. Servizio di Chiara Gaiani, ed è iniziato in tribunale a Padova il processo nei confronti di una maestra di Monselice accusata di aver maltrattato un alunno autistico che le era stato affidato, ed è spuntato anche un video. La prova chiave dell'accusa sarebbe un video che la riprende mentre trascura l'alunno per stare al telefono o lo sgrida con toni bruschi, arrivando ad umiliarlo. È iniziato in tribunale a Padova il processo nei confronti di un insegnante di 45 anni accusata di aver maltrattato un alunno di 9 anni autistico che doveva seguire come docente di sostegno. I fatti si sarebbero svolti in una scuola primaria della Bassa Padovana e sarebbero durati circa 4 mesi. Il PM nel fascicolo aperto contro la 45enne di Monselice parla di violenza fisica e morale. L'insegnante infatti avrebbe spintonato l'alunno per costringerlo a stare seduto e avrebbe fatto dispetti al bambino in più occasioni. Alcuni di questi episodi sono stati ripresi dalle telecamere dei carabinieri che avevano installato nella scuola dopo che il caso era stato segnalato dalla direzione dell'istituto scolastico. La prossima udienza si svolgerà l'11 giugno. Andiamo anche sul Gazzettino la notizia con cui avevamo aperto il telegiornale, dopo la fumata nera ovviamente. Alessandro Possati, rampollo della famiglia, ex proprietaria del Bauer a Venezia, un albergo, il Bauer, arrestato per violenza sessuale di gruppo e attualmente agli arresti domiciliari. Coinvolto in questa vicenda anche un radiologo. E poi stalker, minaccia di morte l'ex di 19 anni, dopo 5 giorni è scattato il codice rosso, lui a piede libero mentre la vittima è rinchiusa in un luogo protetto. Ecco, siamo alle solite, le vittime sono in pericolo, i carnefici sono in libertà. E vendeva alcolici ad adolescenti e ai poliziotti e ha detto che serviva per aumentare gli incassi. Dopo il primo provvedimento del 26 aprile la polizia ha sospeso un altro bar a San Giorgio delle Pertiche. Vendeva alcolici senza chiedere nessun documento di identità a giovanissimi di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Il bar controllato nei giorni della Perishow in via Roma a San Giorgio delle Pertiche dagli agenti della divisione amministrativa della questura di Padova. Il gestore ha tentato di difendersi con i poliziotti spiegando che per lui era un'occasione per aumentare gli incassi e non è stato facile allontanare i clienti presenti per mettere in atto il provvedimento firmato dal questore Marco Dorisio. Nonostante le difficoltà per il locale è scattata una sospensione della licenza per 45 giorni, così come era accaduto la settimana precedente a una trattoria di Arsego. Controlli sono stati compiuti anche a Cadoneghe, dove è stata sospesa un'attività di giochi e scommesse in via Fiorita, dove con un POS i giocatori potevano continuamente rifornirsi di denaro. Stessa sorte per una sala slot a Padova, dove all'interno è stato anche arrestato un nigeriano sorpreso a spacciare stupefacenti. 6 persone sono state arrestate dai carabinieri di Verona nell'ambito delle indagini su una maxi rissa lo scorso 3 novembre a Bonifacio, durante la quale è rimasto ucciso un 33enne indiano. Gli indagati sono tutti connazionali della vittima. La rissa ha visto protagonisti 2 distinte fazioni di cittadini indiani per una resa dei conti nei pressi del parcheggio di un centro commerciale. Oltre 40 persone si sono scontrate, alcune armate di pistole, coltelli, spade, katane e spranghe. Sono stati esplosi anche dei colpi d'arma da fuoco. Il 33enne era morto 10 giorni dopo il ricovero per le lesioni riportate dall'investimento di un'auto della banda rivale e successivamente picchiato selvaggiamente e colpito alla testa con spranghe e bastoni. Gli arresti sono stati fatti tra le province di Brescia, Cremona, Parma, Lodi, Vicenza e Rimini. Gli indagati si stavano riorganizzando per una nuova rissa e spedizione punitiva in danno dei loro antagonisti, così ci hanno detto i carabinieri.
Il drammatico crollo del ponte di Valdagno per il maltempo che ha provocato 2 vittime, il Tribunale di Vicenza ha individuato una lista di 6 indagati le cui responsabilità verranno a breve accertate. Sentiamo Daniele Garbin. Sono 6 le persone formalmente indagate dalla Procura di Vicenza per la tragedia di Valdagno al Ponte dei Nori, dove hanno perso la vita Leone e Francesco Nardon. In questa fase delle indagini preliminari verranno presto notificati agli interessati gli avvisi previsti dalle norme. Si tratterebbe di funzionari pubblici e costruttori del manufatto che è crollato parzialmente durante la piena dell'Agno il 17 aprile scorso, provocando una voragine che ha inghiottito le vittime, padre e figlio, e la loro auto ritrovata e recuperata 5 km più a valle a Cornedo Vicentino. Non è escluso che la lista degli indagati possa estendersi anche a seguito delle ispezioni che proseguono su quanto è rimasto sul posto della tragedia da parte del magistrato con la consulenza di 2 periti. Duplici le ipotesi di reato, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Si tratterà di stabilire le eventuali responsabilità per il crollo di una struttura sottoposta a controlli e verifiche periodiche obbligatorie o di accertare la tragica fatalità dovuta alle eccezionali condizioni meteo che hanno generato una spinta idraulica anomala sul ponte superiore a quanto era stato dimensionato. La morte a Vidor di Alex Marangon. Finalmente sono arrivati i reagenti chimici per completare gli esami tossicologici sulla 25enne di Marcon. Diversi gli interrogativi che attendono ancora una risposta, soprattutto sono i genitori che chiedono giustamente di sapere la verità. Sono finalmente disponibili i reagenti chimici che serviranno per completare i test tossicologici sui campioni prelevati in sede di autopsia dal corpo di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, scomparso la notte tra il 29 e il 30 giugno dell'anno scorso all'abbazia di Vidor durante un rito sciamanico e ritrovato poi morto nel Greto del Piave. Gli esiti tra un paio di settimane. La Procura di Treviso potrà così chiarire alcuni aspetti ancora dubbi: se il ragazzo abbia veramente bevuto l'ayahuasca, il decotto di erbe con potenziali effetti allucinogeni, e se questo possa aver interagito con altri stupefacenti assunti in precedenza, tra cui, rilevati con certezza, MDMA e cocaina. I 20 partecipanti al rituale hanno confermato di averlo assunto l'ayahuasca, ma su 19 di loro ha avuto solo effetti lassativi. Soltanto uno ha raccontato di allucinazioni. Se l'effetto su Marangon fosse stato il medesimo, se il 25enne fosse piombato in stato confusionale, troverebbe una spiegazione la caduta dal dirupo da cui si presume sia precipitato nel fiume, anche perché l'esame del telefono e dei diari del ragazzo non ha fatto emergere nessuna volontà suicida. Servizio di Lina Paronetto, andiamo in pubblicità, 2 minuti con i nostri registi Francesca Pezzo e Mattia Pizzaia. State con noi, a tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, vediamo delle immagini di Piazza San Pietro. Queste sono immagini live. Vedete, c'è poca gente a questo punto, ce n'era tantissima anche per la seconda fumata, una fumata nera, ce ne sarà un'altra nel pomeriggio, si spera che sia bianca, ma potrebbe esserci una fumata bianca stasera oppure anche domani, o non esserci anche domani, e quindi sabato poi ci sarà la giornata di pausa per i cardinali riuniti in conclave. Abbiamo parlato prima da Schiavon, il paese natale del cardinale Pietro Parolin, con Monica Smiderle, dove c'è ancora una trepida attesa, ma appunto per ora i giochi sono ancora aperti. Andiamo avanti quindi con la cronaca. Il padre di Giulia Cecchettin, Gino, ha detto, parlando agli studenti, che vorrebbe parlare al 19enne che ha definito Filippo Turetta un modello. Vorrei far provare a quel ragazzo una settimana della vita di Turetta oggi, una settimana della frustrazione che Filippo probabilmente ha vissuto quando non è riuscito a gestire quell'emozione. Forse dopo cambierebbe idea. Gino Cecchettin, parlando a una platea di studenti, si riferisce al 19enne che lunedì scorso ha fatto passare una giornata da incubo a una 18enne padovana e alla sua famiglia.
minacciandola con forbici dopo averla trascinata in un luogo appartato nella zona di Mirano. 19enne che in un post sui social aveva definito Turetta un modello. Anche da un punto di vista razionale, ha continuato Cecchettin, non c'è niente da imitare. Io se fossi un giovane di adesso non vorrei minimamente essere paragonato al Turetta che ha fatto quelle azioni come mito o esempio. Veramente c'è tanto da fare se arriviamo a questo. Intanto il 19enne, che era stato intercettato dai carabinieri in provincia di Vicenza e portato in caserma, è stato rilasciato dopo 14 ore con obbligo di firma 4 volte la settimana. E ora la famiglia della ragazza è terrorizzata che torni e faccia del male a lei o qualcuno di loro. Ha spedito addirittura dei video girati nel giardino di casa della ragazza in cui minaccia di uccidere i suoi animali domestici. I carabinieri, avrebbe raccontato la zia della giovane, ci hanno solo detto di proteggerla. Ma cosa dobbiamo fare? Chiuderla in casa? Temiamo per la nostra vita. Sul caso è intervenuta anche l'onorevole Semenzato. Come ho più volte dichiarato, non deve mai essere sottovalutato il racconto delle vittime dei reati di violenza di genere e domestica. Il legislatore, anche di recente, con la legge 168 del 2023, ha messo a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine una pluralità di misure cautelari e di prevenzione anche con riguardo ai cosiddetti reati spia, legittimato peraltro l'arresto in flagranza differita. Mi auguro che chi si sta occupando del caso stia valutando con la dovuta ponderatezza e soprattutto responsabilità il rischio che questa ragazza corre e a cui è esposta, perché la prevenzione è l'unica vera arma che noi abbiamo a disposizione contro la violenza di genere. E ha destato scalpore a Venezia l'arresto di 2 tabaccai di Rialto accusati di collaborare con i borseggiatori. Con loro erano finiti in manette anche 2 romeni. Nonostante i fermi, la situazione in città, proprio nel centro della città, rimane preoccupante. L'aspetto è quello innocente e rassicurante di 2 giovani turiste che passeggiano come tante per Venezia. Ma a passo felpato, nella calca della Calle, una delle 2 si avvicina pericolosamente alla borsa della signora che le cammina davanti. Dai, provaci, provaci! Per fortuna della turista, quella vera, a vegliare sul suo portafoglio c'era Monica Poli, la celebre lady pickpocket dei cittadini non distratti. Siamo a Rialto, a pochi passi dalla tabaccheria di San Salvador, i cui 2 titolari sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di aver trasformato il loro negozio in un centro in cui i borseggiatori potevano incassare contante utilizzando le carte di credito appena rubate. È cambiato qualcosa? Purtroppo assolutamente no, ci sono tantissime donne borseggiatrici, facce nuove e anche uomini facce nuove. Stamattina praticamente stavo segnalando una borseggiatrice, nel frattempo borseggiatrice che fa parte di un clan di uomini. Il pontile di Rialto, come si può vedere dal video, proprio sfacciata al massimo. Ecco signori, una ladrona sta cercando i suoi compari perché li ha persi. Monica Poli era stata aggredita con una stretta al collo proprio di fronte alla tabaccheria, oggi sottoposta a sequestro penale. Da anni tutti i borseggiatori sono censiti dai cittadini non distratti e la domanda che si sente rivolgere più spesso a Monica Poli è come mai nonostante tutto siano ancora a piede libero. Signori miei, intanto applichiamo le leggi e soprattutto l'interpretazione della legge e non si valuta il caso singolo, ma ci vuole l'aggravante dell'organizzazione criminale, perché lo sappiamo noi e lo sapete anche voi. Tra chi passa e saluta Monica Poli c'è anche un veneziano doc come Giovanni Giusto, consigliere comunale, delegato alle tradizioni ed esperto di Venezia. La mia idea personale da cittadino sarebbe una reazione senza precedenti e far capire che qua il territorio è meglio evitarlo. Dobbiamo confidare in quella che è sicuramente l'organizzazione delle forze dell'ordine. Bisognerebbe permettere ai residenti di poter collaborare in forma decisa, forte. Allora, mentre l'arresto dei 2 tabaccai è diventato una canzone, l'assessore Costalunga parla di un vero e proprio tradimento della città. Tutti che se domanda dove si andai
La vicenda dei due tabaccai di San Salvador, padre e figlio, oggi agli arresti domiciliari per aver trasformato il loro negozio in una sorta di base di riciclaggio per le carte rubate dai borseggiatori in città, è diventata oggetto di una canzone, il cui autore resta anonimo. È nata un'amicizia, i c'era affezionati, i se scambiava i doni, ma i zere stai fregati. Ma se da un lato può strappare un sorriso, dall'altro evidenzia l'assessore al commercio, l'amarezza è tanta. Di questa canzone sì, possiamo sicuramente scherzarci sopra, ma sui fatti accaduti assolutamente no, perché l'amarezza è enorme da parte di tutti i veneziani, perché è stata infangata la nostra bellissima Venezia, una città unica al mondo che viene infangata con questi atti incredibili, insomma, per tutto quello che il veneziano fa per contrastare proprio questi fenomeni. Per Costa Longa è stato il peggiore dei tradimenti. È un tradimento appunto a Venezia e ai veneziani, e la cosa che un po' dà fastidio è che molto probabilmente c'è la consapevolezza da parte dei veneziani che saranno solo gli italiani a pagare le conseguenze di questi atti. La certezza della pena non può essere solo per gli italiani, deve essere anche verso queste persone che delinquono, che continuano a fare borseggi. I borseggi che purtroppo abbiamo necessità di cambiare le leggi, purtroppo siamo diventati troppo buonisti e questo buonismo porta a tutti questi fenomeni che sono devastanti per la nostra bellissima città. La vicenda dei bambini di un asilo di Ponte della Priula che sono stati accompagnati in un centro islamico di Susegana e fotografati mentre erano in ginocchio, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, dalla comunità marocchina una proposta per mettere fine alle polemiche. Sentiamo. Organizzare questi bambini con la loro curiosità ovviamente e anche con un discorso costruttivo con la Chiesa, perché la Chiesa ci ha sempre dato una mano. Noi i primi casi che abbiamo trovato la Chiesa e quindi con la Chiesa non abbiamo problemi. Accompagnare un gruppo di bimbi musulmani in visita ad una chiesa. L'idea è del rappresentante della comunità marocchina Kezraji, un modo per mettere fine alle polemiche scoppiate dopo la gita di alcuni piccoli alunni di un asilo parrocchiale di Ponte della Priula nel centro islamico di Susegana. Questo può essere una risposta alle polemiche inutili e anche per dare una strada al buonsenso. Kezraji ha rilanciato l'idea con un post su Facebook, ricevendo in poco tempo molti riscontri positivi da parte delle famiglie di fede musulmana. E già tanti mi hanno chiesto se potevano partecipare. In queste ore Kezraji sta prendendo contatti con 2 parrocchie della Marca per organizzare quanto prima la visita. Io vorrei farla a dove sono nati i problemi. Quindi a Susegana? A Susegana, sì, a Susegana avrà un buon senso. Quei bambini si sono inginocchiati verso la Mecca, alla moschea. I bimbi musulmani si faranno il segno della croce in chiesa. Ovvio che questa è una scelta, diciamo, le scelte sono da rispettare. Io non posso né dei miei figli né dei figli delle altre a dirgli che cosa devono fare. In tutta questa vicenda il rappresentante della comunità marocchina ha una certezza: che si tratti esclusivamente di una polemica politica. Non è stato nessun, né il vescovo né qualche prete ha parlato male di questa polemica, quindi vuol dire che la Chiesa ha capito che per rafforzare deve avere dei stimoli. Un'idea, quella di Kezraji, che aveva avanzato anche la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Elisabetta Gardini, che in queste ore ha scritto una lettera alle maestre della scuola dell'infanzia di Ponte della Priula. Se dei bambini cristiani entrano in moschea con l'imam, si inginocchiano rivolti verso la Mecca e si prostrano secondo il rito islamico, è giusto aspettarsi reciprocità. Se vogliamo chiamarlo dialogo, ora siano i bambini musulmani a entrare in chiesa con il parroco, inginocchiarsi
sedersi sui banchi, congiungere le mani e conoscere come preghiamo noi cristiani. Questo è dialogo, tutto il resto è sottomissione culturale. E sulla vicenda è nuovamente intervenuto il presidente del Veneto Luca Zaia. Penso, ha detto, sia stata utile la visita alla moschea perché è un fatto formativo, aiuta il dialogo interculturale e anche a crescere. E così spero che faccia anche con le sinagoghe o con i templi buddisti, dopodiché mi sarei fermato lì. È un po' scappata di mano la situazione, sicuramente in buona fede, ma che passi tutto in canarina, che si dica che è tutto normale, anche vedere dei bimbi che fanno finta di pregare, non penso che abbiano pregato, anche a no. Il presidente Zaia è intervenuto anche sul caso di una 76enne veneta che aveva chiesto il suicidio medicalmente assistito. La commissione etica le ha dato una risposta 5 mesi dopo la richiesta e il governatore dice che non si può costringere un malato ad aspettare tutto quel tempo. A fine aprile la signora ha presentato un'opposizione al diniego, ma prima di arrivare a una risposta aveva aspettato oltre 5 mesi. È la storia di una donna di 76 anni affetta da una grave malattia neurodegenerativa che lo scorso settembre aveva avviato presso l'ULSS 6 di residenza, con l'aiuto dell'associazione Luca Coscioni, l'iter per accedere al suicidio medicalmente assistito. A rispondere dopo 5 mesi la commissione etica creata all'interno di ogni ULSS veneta, ma sul tempo d'attesa il presidente del Veneto Luca Zaia è stato chiaro: troppo. Ho anche mandato un'ispezione, io sono convinto che non ci deve essere nulla di scritto, visto e considerato che è un fatto etico. Nel momento in cui un paziente che ha questi 4 requisiti, mantenimento in vita con supporti vitali, cioè vuol dire che altrimenti non vivrebbe se non hai supporti vitali, grave sofferenza fisica e psichica, sono già 2 presupposti per cui umanamente se ti arriva una pratica sulla scrivania la devi mandare subito avanti e devi dare una risposta. Un tema molto delicato su cui ancora manca una legge di riferimento. Nel frattempo il Veneto studia un decreto perché le risposte siano in tempi rispettosi di una persona che soffre a tal punto da chiedere di porre un termine alla propria esistenza. Il vero tema è una legge nazionale che con grande civiltà dovrebbe stabilire 2 cose fondamentali. Entro quanti giorni rispondere, io direi un paio di settimane sono già tanta roba. 2, chi somministra il farmaco, perché la sentenza della Corte non stabilisce chi somministra il farmaco e per cui quando c'è l'autorizzazione a fine vita, come nei 2 casi già accaduti in Veneto, il farmaco è stato somministrato da volontari. Allora andiamo in pubblicità, state con noi perché dopo avremo qui il presidente di un'associazione che si occupa di portare in viaggio dei ragazzi disabili. A tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, vi dicevo Matteo Nadali che è presidente dell'associazione Adelante che è qui in studio, lo saluto, grazie Nadali, grazie molte. Buongiorno. Qui parliamo di ragazzi disabili che Nadali, che è da 7 anni presidente di questa associazione ma che è volontario da più di una ventina d'anni, si occupa appunto di far vedere il mondo a questi ragazzi che hanno disabilità intellettive. Sì. No? Viaggio recente in Slovenia di 4 giorni. Siamo partiti il 1° maggio, siamo tornati il 4 e abbiamo fatto questa esperienza in Slovenia, questa esperienza all'estero. Sono delle esperienze molto particolari per i ragazzi nostri. Allora, io faccio volontariato da 27 anni, sono presidente dal 2007 e diciamo che negli ultimi anni abbiamo la fortuna di avere dei validi sostenitori che ci aiutano a realizzare questo tipo di attività. È chiaro che per i ragazzi nostri andare all'estero senza genitori è una cosa che non è così semplice. E le aree di intervento che facciamo noi sempre a livello di volontariato riguardano il tempo libero, perché molte volte i ragazzi con disabilità durante il giorno sono impegnati, lavorano a livello lavorativo tramite i CEOD o l'ASL, però quando si tratta di tempo libero molte volte le famiglie o gli stessi ragazzi non sanno come impegnarlo e là interveniamo noi. Quindi l'attività che facciamo è andare a mangiare una pizza piuttosto che un viaggio, piuttosto che una gita a Gardaland, andare sui cavalli e queste cose. E io dico sempre che non facciamo mai niente di così speciale perché ci divertiamo
Di fatto però dico che avere 17 volontari che impiegano il loro tempo a titolo totalmente gratuito, anzi a volte mettono anche di tasca loro, del loro, è una grande fortuna. In 27 anni ne ho visti passare tantissimi. Devo dire che da un po' di tempo, grazie agli aiuti che arrivano, ho una squadra di volontari che ci permettono di alzare un po' più l'offerta rispetto alle persone. Voi avete una sede qui in Veneto? Allora, l'associazione nasce a Silea nel 1990 da un'idea, tra l'altro, di Don Giuliano Brugnotto, attuale vescovo di Vicenza, giusto per rimanere in tema caldo. E dopo è proseguita, portata avanti dai volontari in modo laico. Noi abbiamo dei sostenitori che ci aiutano. Il principale sostenitore che ci fa anche da motore, che saluto, è Marco Zanatta del Zanatta Caffè di Silea, che è un po' il nostro appoggio. Noi non abbiamo una sede fissa dove ci troviamo a fare le attività, proprio perché la nostra è un servizio itinerante. Anche il comune di Silea ci dà comunque un contributo ogni anno, e questo ci permette di svolgere le attività in varie location, insomma, in vari posti. Ecco. E i genitori ovviamente ve li affidano in sostanza, no? Esattamente, Sono molto, fanno quest'atto di fiducia incondizionato. Diciamo che ci conosciamo da tanto tempo. Una lunghissima esperienza. Da lunghissima esperienza, anche se in quest'ultimo anno abbiamo avuto il piacere di avere 3 nuovi ragazzi giovani, che anche loro cercavano un appoggio nel tempo libero, e quindi hanno cominciato a far parte di Adelante. Sì, ringrazio i genitori che appunto ci affidano questi ragazzi qua. Credo anche che il servizio che noi diamo sia un servizio non solo ai ragazzi ma anche alle famiglie, perché comunque vivere la disabilità in casa, io lo dico sempre, non è così semplice come si può immaginare. Ecco, quindi... 4 giorni in Slovenia, qual è il prossimo viaggio? Che allora, il prossimo viaggio, noi ogni settembre organizziamo una serata a Silea, generalmente con dei comici di caratura nazionale, che diventa per noi il serbatoio dove raccogliamo le finanze. Tutto quello che raccogliamo lo spendiamo in modo molto trasparente per fare queste attività. Nel 2018 siamo stati in crociera in Montenegro e nell'Adriatico, e cercavo di replicarla quest'anno, ma non c'erano crociere di 4-5 giorni. Il grande sogno è ripetere quell'esperienza lì, perché a distanza di 6 anni, 8, quelli che sono, i nostri ragazzi ancora ci chiedono questa nave grande, questa esperienza particolare, bellissima, e quindi chissà che magari l'anno prossimo riusciamo. Però insomma, ci sono altre mete, c'è l'Austria vicina, insomma ci sono altre mete interessanti. Davvero complimenti a Matteo Nadali. Tanto Nadali è padre di un campioncino di Pokémon, no? L'abbiamo intervistato anche su Antenna 3, no? Sì, di Leone. Ci sono altri tornei in vista in Olanda? Sì, venerdì prossimo partiamo per l'Olanda, per Utrecht, che ci sarà il torneo di Utrecht, e poi al 31 di maggio e 1 giugno c'è il torneo di Bologna, poi si chiude la stagione e ripartiremo per la prossima stagione ancora più carichi. Bene, ecco. Grazie molte a Matteo Nadali dell'associazione Adelante, grazie, buon lavoro. Vediamo, adesso chiudiamo con gli alpini, perché ormai siamo agli sgoccioli, al countdown per la grande adunata nazionale degli alpini a Biella. Le reti Media Nord-Est seguiranno in diretta questo grande evento, migliaia di alpini, migliaia di persone. Vediamo la partenza degli alpini da Vicenza con Luisa Bertini. Per la partenza verso Biella, anche i vicentini si preparano. Siamo in compagnia con il presidente ANA Monte Pasubio, Lino Marchiori, che
Cosa si sta facendo in questi giorni di preparativi e di prima partenza? I gruppi sono, diciamo, gli avamposti dei gruppi alpini stanno già caricando mezzi e caricando materiali per dare, così come dire, la massima ricettività ai loro gruppi che partiranno nel grosso verso gli ultimi giorni della dunata, e quindi si stanno già preparando in maniera abbastanza importante, ecco, e sono molto contenti di questo. È una settimana che tutti gli alpini attendono di anno in anno, quindi c'è carica da questo punto di vista. Ecco, quanti saranno i vicentini a partire, grosso modo? Allora, come sezione di Vicenza noi abbiamo stimato circa un 5.000 persone che partiranno tra alpini, aggregati, amici e quant'altro, quindi come sezione di Vicenza. Però voi sapete che la provincia di Vicenza è la provincia più alpina d'Italia e quindi assieme alle altre sezioni tra Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno abbiamo stimato circa un 12.000 persone che partiranno per Biella. Ecco, quali sono le emozioni a distanza di un anno dalla dunata che è rimasta un po' storica, come adunata storica, così è stata definita? Si passa al testimone. Sì, le emozioni sono particolari perché si vive pensando all'anno scorso, sembra quasi impossibile che sia trascorso un anno, però diciamo che il carico che avevamo di responsabilità e di accoglienza di tutti gli alpini d'Italia a Vicenza è venuto meno, perché abbiamo passato il testimone a maggio del 2024 a Biella. Passando la stecca si carica anche un bello zaino di responsabilità e di peso, quindi quest'anno andremo a goderci la dunata. Quella dell'anno scorso ce la siamo goduta, ma secondo me se la sono goduta di più quelli che sono venuti da fuori e che hanno potuto godere la provincia e la città di Vicenza e lo spirito di accoglienza che hanno gli alpini. Ecco, io ringrazio Lino Marchiori per essere stato con noi e buona dunata. Grazie a tutti. Buona dunata. Grazie a Luisa Bertini alle penne nere. Vediamo il cheerleading, è una disciplina spettacolare che mescola danza e ginnastica acrobatica, soprattutto col football americano, cioè, sono famosissime le cheerleaders. E un gruppo di ragazze si allena a Tezze sul Brenta e ha vinto una gara importante in Germania. Il primo posto se lo sono meritato tutto le ragazze della Titanium di Tezze sul Brenta. Hanno primeggiato su altre 11 avversarie, soprattutto tedesche, e proprio in Germania, a Chemnitz, dove si è svolto il Summer All Level Championship. Ci aspettavamo sicuramente di fare una buona gara, ma non così buona, e è stato un insieme di emozioni molto bello e abbiamo stretto un bellissimo gruppo durante la trasferta. Te l'aspettavi? Beh, sicuramente di fare bene sì, ma non così tanto. Non mi aspettavo niente dalla classifica, però sapevo che avevamo fatto una bella coreografia. Il gruppo lavora in palestra una decina di ore a settimana e prossimamente sarà impegnato in altre competizioni di una disciplina molto diffusa negli Stati Uniti e nel nord Europa. Io personalmente ho iniziato dal mondo della danza e poi tramite conoscenze ci hanno portato a scoprire questo mondo del cheerleading, portandoci a vedere delle competizioni in Italia. Non sapevamo neanche esistesse all'inizio e pian piano ci siamo appassionate, soprattutto in primis per lo spirito che infonde questo sport di squadra e di unione. Noi iniziamo dai 5 anni in su, abbiamo squadre per tutte le età e livelli. Non è semplice, specialmente allenare i più piccoli, ma anche il team genitori è bello tosto. Sono tutti genitori over 40 che hanno voglia di mettersi in gioco e anche loro, come i bambini piccoli, hanno tanta voglia di divertirsi, quindi tenerli fermi non è facile. Le ragazze della Titanium hanno staccato la seconda classificata di oltre 6 punti. È stata una grandissima emozione e sicuramente non ce l'aspettavamo, e neanche di fare qualcosa di così importante, insomma. Mi sono avvicinata una decina di anni fa al cheer dance, in realtà poi ho conosciuto il cheerleading e piano piano mi sono addentrata in questo mondo e me ne sono innamorata. Das war Titanium. E chiudiamo qui questa puntata di Focus TG. Vi ricordo stasera Focus alle 21:15. Vediamo il titolo del Corriere della Sera: secondo giorno di conclave, un'altra fumata nera alle 11:50 che vi abbiamo mostrato. Il cardinale Re ha ribadito: auspico la bianca per stasera, per cui chissà che in serata non si abbia la fumata bianca e il nuovo Papa. Ne parleremo
Parleremo stasera di questo ed altro con Franco Adami, Roberto Castagnier, ospiti di Focus, Alberto De Franceschi, Giorgio Denardi, Denis Frison, Luciano Mazzer, Giacomo Nilandi, Riccardo Poletto e Massimo Venturato. È tutto per oggi, grazie, buona giornata.